servizio offerto dal maestro Cleo. Operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky. Specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 338 7 59 22 14. Oroscopo del mese di novembre. Ecco l'oroscopo di novembre 2019 segno per segno. Ariete. Amore, la presenza di Venere in Trigono per quasi tutto il mese consente ai nati del segno di essere molto attivi in amore. I cuori solitari potranno sfruttare questo periodo per conoscere nuove persone, ma dovranno uscire e frequentare nuovi luoghi di aggregazione. I nuovi amori che nascono in questo mese sono destinati a durare tantissimo tempo. Chi invece ha già una persona da amare deve creare un clima migliore per coinvolgere la persona del cuore a vivere insieme le emozioni. Purtroppo l'opposizione di Marte fino alla seconda decade di novembre creerà qualche leggera incomprensione e a livello sessuale le cose non procedono molto bene. Lavoro. Questo mese sul lavoro si prospetta molto interessante, anche se la posizione di Mercurio nel cielo è poco favorevole per concludere buoni contratti e fare nuovi accordi. Grazie a Giove è comunque possibile sfruttare le migliori occasioni e raggiungere ottimi risultati a livello economico. Durante le ultime 2 settimane del mese è possibile portare avanti alcuni progetti e raggiungere buone possibilità di guadagno. Ottimi successi per coloro che lavorano nel mondo dell'arte, le occasioni per distinguersi non mancheranno. Toro. Amore, l'inizio del mese di novembre non porta molte novità in amore per i nati del segno. Per chi ha avuto una crisi, soltanto alla fine del mese sarà possibile ritrovare un clima migliore, sia a livello sentimentale che familiare. Anche per i cuori solitari le novità sono pochissime, ma durante l'ultima settimana qualcosa si muoverà. Chi è già in coppia dovrà fare attenzione alla monotonia che potrebbe causare incomprensioni e litigi difficili da risolvere. Per combattere la prima parte del mese poco coinvolgente a livello sentimentale, l'oroscopo consiglia di fare un piccolo viaggio oppure di organizzare una cenetta romantica per la persona amata. Lavoro. In questo mese potrebbero esserci complicazioni sul lavoro, ma bisogna armarsi di coraggio e non fare un passo indietro dalle proprie idee. La situazione professionale ed economica si rinnoverà sicuramente, ma bisogna attendere. Sono comunque in arrivo nuove occasioni professionali, anche se sarà opportuno valutare quali sono realmente le migliori. Le stelle invitano a non arrendersi e a vivere questo periodo con serenità, evitando di spendere soldi inutilmente. Evitare di imbarcarsi in investimenti finanziari incerti che in questo momento possono portare ulteriori problemi. Gemelli. Amore, in questo mese i sentimenti tornano ad essere protagonisti per i gemelli e le storie nate da poco potranno rivelarsi importanti. Già dall'inizio novembre appare positivo e per chi desidera rafforzare il rapporto basteranno gesti d'affetto e slanci di passione. Se anche queste strategie non danno risultati, meglio non forzare e lasciare che le cose seguano il loro corso. È comunque un buon momento per fermarsi a riflettere e ascoltare il proprio cuore. I single dovranno guardarsi dentro prima di fare il primo passo. Le stelle però sono positive e qualcuno potrà innamorarsi sul serio. Lavoro. Sul lavoro il mese inizia con qualche piccola insoddisfazione per i gemelli. I nati del segno non devono però sentirsi bloccati da dubbi e insicurezze, anzi devono andare avanti perché ci sono dei cambiamenti in arrivo e anche piuttosto favorevoli. Alcune proposte potrebbero essere prese in considerazione e anche i guadagni possono aumentare. Ottimo momento per liberarsi di strascichi che vanno avanti da tempo e per risolvere definitivamente alcune questioni. Sarà anche possibile seguire con maggiore impegno un progetto che sta a cuore. Cancro. Amore, dal punto di vista dei sentimenti, il mese di novembre per il Cancro è molto tranquillo. Dopo il 20 del mese la passionalità sarà molto alta e saranno favoriti gli incontri. Chi ha iniziato una nuova storia vorrà proseguire con i piedi di piombo, mentre coloro che hanno vissuto una separazione preferiranno vivere delle avventure. Ottimismo e fiducia saranno però 2 qualità molto importanti da considerare e non bisogna assolutamente essere troppo superficiali nei rapporti interpersonali. Per i cuori solitari non sarà facile invece uscire e trovare nuove persone con cui fare amicizia. Tuttavia, attorno alla fine del mese potranno esserci buoni incontri. Lavoro. In ambito lavorativo Sole e Mercurio lavorano per i nati del segno favorendo le opportunità. Durante questo mese sarà possibile avviare nuovi progetti, ma bisognerà lavorare duramente per rendere tutte le settimane molto produttive. I risultati ci saranno e potranno portare anche discreti guadagni. Entro la fine del mese potrà arrivare una bellissima notizia, che potrà essere un nuovo accordo, un nuovo contratto, oppure una nuova collaborazione riguardante un progetto importante.
anche se bisognerà lottare ne varrà la pena. Leone. Amore, il mese di novembre inizia con alcune tensioni in amore per il leone. Proprio per questo è meglio evitare le discussioni con il partner. Anche nelle giornate di maggiore nervosismo, l'oroscopo invita le coppie che stanno insieme da tempo a cercare la complicità. Può anche accadere però di avere i pensieri altrove, nonostante l'amore non manchi, e questo può causare anche la fine di una relazione. Una soluzione per salvare il rapporto può essere quella di dedicare più tempo all'intimità, magari concedendosi una gita fuori porta, oppure una serata romantica per risvegliare la passione. I single avranno tante occasioni attorno a metà mese di intraprendere nuove frequentazioni. Lavoro. In ambito lavorativo i nati del segno vivono un mese di grandi opportunità lavorative. Ci saranno le giuste condizioni per essere competitivi e vincere le sfide. È il momento giusto anche per pensare ad un progetto che era stato accantonato e ora invece può essere messo in atto. Secondo l'oroscopo, è possibile portare avanti delle situazioni concrete per avere successo e puntare su iniziative che possono dare slancio alla situazione economica attuale. A partire dalla prima decade tutte le situazioni risulteranno più chiare grazie all'ottima disposizione dei pianeti. Vergine. Amore, il mese per la Vergine si preannuncia pieno di conferme in amore. Le persone che sono innamorate potranno quindi vivere momenti di gioia e grandi emozioni. La situazione migliora per chi ha avuto una crisi. In questo periodo si possono fare delle scelte basate sui propri desideri per raggiungere la serenità. Coloro che sono indecisi tra due relazioni, prenderanno finalmente una decisione. Particolarmente favorevole è l'ultima settimana di novembre, in cui prevarrà l'ottimismo e la positività. I single possono contare su un cielo favorevole per fare nuovi incontri e sperare di trovare l'anima gemella. Lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, i nati sotto il segno della Vergine possono prendere delle decisioni scaturite da una situazione che va avanti da mesi. Chi ha avuto difficoltà per diverso tempo può trovare diversi escamotage per risolvere a proprio favore molte situazioni. Coloro che attendono risposte, avanzamenti di carriera, o nuove collaborazioni possono avere ottime chance di avere responsi positivi. I nati del segno che hanno lavorato sodo possono ricevere delle buone offerte. I giovani possono contare su una buona situazione e riuscire a ottenere anche un lavoro più stabile. Bilancia. Amore, in questo mese di novembre bisogna fare attenzione in amore, soprattutto se qualcuno ha vissuto una crisi di recente. È il momento di recuperare un rapporto prima che sia troppo tardi, di risolvere la situazione anche se in questo periodo ci sono tanti cambiamenti. Il nervosismo rende difficili i rapporti con i familiari, soprattutto se ci sono delle questioni riguardanti eredità o magari problemi economici. La prudenza è quindi fondamentale per non compiere passi falsi. I single potranno avere discussioni con qualche ex, ma sicuramente sapranno tenergli testa. Non esiteranno comunque a prendere drastiche decisioni. Lavoro. Nel lavoro è tempo di scelte anche importanti. I nati sotto questo segno potrebbero decidere di chiudere le situazioni che non vanno bene e iniziarne di nuove. Anche se non si è a proprio agio in un'azienda potranno guardarsi intorno per cercare altro. In questo periodo si fa sempre più forte la necessità di ridefinire il proprio ruolo ma anche di dare ascolto alle proprie aspirazioni. Alcuni possono anche scegliere di chiudere ciò che non va per liberarsi di un peso, altri possono approfittare dei cambiamenti per migliorare la loro posizione lavorativa. Scorpione. Amore, in amore i nati del segno che sono stati in crisi in questo mese possono superarlo al meglio, visto il cielo favorevole. Saranno favoriti coloro che hanno una relazione forte, basata sui sentimenti, mentre chi prova solo attrazione fisica vedrà svanire molto presto l'infatuazione. Secondo l'oroscopo chi è single può invece avere maggiori opportunità, ma dovrà mettersi in gioco e aprire il cuore alle nuove conoscenze. Anche se inizialmente può risultare complicato, tuttavia è il modo migliore per cominciare a fidarsi. Attenzione però alle persone false che sanno fingere molto bene. Lavoro. In questo mese di novembre Mercurio e anche il Sole offrono ottime possibilità di progredire nel lavoro perché quando l'ottimismo c'è, allora la fortuna arriva. Chi ha delle insoddisfazioni deve tenere duro, le stelle invitano a pazientare e a vedere tutto sotto un altro aspetto. Mandare tutto all'aria in questo momento non avrebbe senso, proprio perché il cielo è a favore. Chi invece ha intrapreso nuove esperienze deve valutare se è bene portarle avanti o interromperle. Molti del segno sono in attesa di conferme, mentre coloro che hanno già un buon lavoro possono migliorare i rapporti con i colleghi e collaborare insieme per nuovi progetti. Sagittario. Amore, in amore i nati del segno questo mese potranno vivere situazioni nuove,
mentre chi ha una relazione di lunga durata potrebbe dover rivedere qualcosa. Per dare linfa ai rapporti è comunque fondamentale dialogare con serenità e affrontare con il partner qualsiasi argomento, senza nascondersi o trincerarsi dietro le bugie. Anche se ci sono dei piccoli fraintendimenti possono essere facilmente superati se vengono discussi nell'immediato. Il cielo è favorevole anche per i single che potranno fare incontri fortunati e provare intense emozioni. Lavoro. Dopo le prime 2 settimane il mese di novembre annuncia buone novità nella sfera lavorativa dei nati del segno. Le stelle in questo periodo annunciano infatti la possibilità di fare delle scelte di lavoro importanti, sia per chi decide di mettersi in proprio che di continuare a lavorare sotto dipendenze. In arrivo tante occasioni per intraprendere nuove strade, ma occorrerà una buona dose di energia per perseguirle. I più coraggiosi saranno in grado di prendere le giuste decisioni senza farsi condizionare dagli altri. Chi ha avuto problemi in passato in questo mese potrà sicuramente risolverli. Capricorno. Amore. Nel mese di novembre l'amore non è molto interessante per i Capricorno, anzi potrebbe essere pieno di complicazioni. Venere annuncia un periodo in cui i sentimenti sono un ostacolo per la realizzazione personale. Affioriranno problemi e incomprensioni con il partner, che potranno intensificarsi e rovinare un rapporto sentimentale, portandolo a naufragare. Chi saprà attendere potrà comunque vivere un rapporto d'amore molto soddisfacente, ma solo alla fine del mese le cose miglioreranno. In questo periodo infatti Venere sarà più positiva e anche i single potranno fare incontri fortunati e conoscere persone nuove e interessanti. Lavoro. Ottimo periodo per il lavoro, con Mercurio e Marte favorevoli i nati del segno saranno animati da tantissima grinta e da un forte desiderio di impegnarsi in molti progetti. Non bisognerà rifiutare alcuna opportunità professionale, soprattutto se riguarda il futuro. Chi è alla ricerca di un lavoro migliore potrà avere nuovi contatti e accordi e chi sosterrà un colloquio di lavoro avrà molte probabilità di essere assunto. Guadagni in arrivo per i liberi professionisti che possono aumentare anche il numero di clienti e avere anche ottime possibilità di firmare accordi che portano soddisfazioni. Acquario. Amore. Bellissimo periodo per quanto riguarda i sentimenti. Venere è attiva per quasi tutto il mese e porta novità positive. I cuori solitari potranno provare a corteggiare qualcuno e avere molte possibilità di conquistare il cuore della persona desiderata. Ottime occasioni anche per stringere nuove amicizie che nel prossimo futuro potrebbero diventare più importanti. Tuttavia, potrebbero esserci incomprensioni fra le coppie dovute alla mancanza di dialogo. Per fortuna la passione e la vitalità metteranno a tacere ogni dubbio e presto i nati del segno potranno trovare serenità e pace anche dopo una piccola tempesta. Lavoro. Il mese è un po' complicato per quanto riguarda il lavoro, perché vi sono poche novità nel settore professionale. L'opposizione di Mercurio potrebbe rendere difficile l'avanzamento di un progetto, ma ad ogni modo sarà meglio verificare di avere le carte in regola per poterlo affrontare. Bisogna quindi fare molta attenzione alle situazioni professionali e al denaro che fuoriesce dalle tasche perché alcuni progetti non sono ancora favorevoli e bisogna progredire con molta attenzione, evitando trappole e illusioni. Chi è in attesa di una somma di denaro che non arriva farà meglio a sospendere l'inizio di un progetto. Pesci. Amore. Purtroppo Venere in questo periodo non è molto positiva con i nati del segno e la sua quadratura astrologica può creare alcune complicazioni a livello sentimentale. Nel rapporto di coppia non sarà semplice gestire i sentimenti se ci sono incomprensioni che proseguono da molto tempo. Di conseguenza è bene essere molto cauti e cercare di capire le esigenze del partner. Troppi attriti potrebbero portare ad una rottura sentimentale. A livello sessuale l'intesa è molto bassa e solo con il dialogo si può trovare una soluzione ai vari problemi. I single che sono soli da tempo avranno invece diverse occasioni per incontrare la persona che potrà stare al loro fianco. Lavoro. In questo periodo di fine anno finalmente Giove, che ha creato parecchie complicazioni a livello professionale, sta per andare via e potrà portare maggiore fortuna. Intanto bisognerà ancora stare in guardia ed evitare inutili illusioni. Qualcuno si fa avanti per proporre nuovi accordi ma bisognerà valutare soltanto i progetti che partono dal prossimo anno, quando anche Giove sarà positivo per il segno. La cosa migliore adesso sarebbe rimanere fermi e attendere, ma comunque sarà possibile sfruttare qualche buona occasione per lavorare e per guadagnare discrete somme di denaro.